2 marzo 1994. Vi racconterò la storia di Volpe 132, missione senza ritorno. 2 uomini salgono su un elicottero. È una sera calma, il mare è piatto, il cielo limpido. Alle 18:44 si staccano da terra, alle 19:18 scompaiono. Nessun mayday, nessun corpo. Un elicottero identico viene trovato settimane dopo, smontato. Una nave mercantile che era lì quella notte sparisce anche lei, poi riappare con 7 uomini sgozzati a bordo. Volpe 132 non è una missione, è un segreto militare affondato nel silenzio e forse nella paura. Sono Michela Mancini e ora vi racconterò la storia di Volpe 132, missione senza ritorno. È il 2 marzo 1994. Alle 14 parte un ordine, silenzioso, formale, senza tensione apparente. È una missione di routine, un sorvolo costiero notturno. Golfo degli Angeli, Capo Carbonara, rientro ad Elmas. Sull'elicottero Augusta A109, nome in codice Volpe 132, ci sono 2 uomini. Gianfranco De Riu, maresciallo, 41 anni, esperto, rispettato, e Fabrizio Sedda, brigadiere, 28 anni, preciso, silenzioso, stimato. Alle 18:44 decollano da Elmas. Pochi minuti dopo salpa anche la motovedetta G63 Colombina, manovra combinata cielo e mare. Alle 19:07 il Volpe 132 comunica la sua posizione, ha raggiunto Capo Carbonara. Alle 19:15 sorvola la Colombina, tutto sotto controllo, ma alle 19:18 il segnale si spegne. Un lampo, una virata brusca, una direzione improvvisa, nord-ovest, verso i 7 Fratelli, poi il silenzio. Alle 19:52 viene dichiarato disperso, troppo tardi. Il traghetto Torres capta la trasmissione, invita la Colombina a cercare verso sud, ma la motovedetta va a nord. Perché? Intanto qualcosa di inspiegabile accade a terra. Quella stessa sera gli armadietti di Sedda e De Riu vengono forzati. Dicono per cercare le pistole di servizio. Ma chi ha autorizzato? Perché così in fretta? Dal 3 al 6 marzo vengono ritrovati rottami, fusoliera, elica, casco, ma a 40 km dal punto segnalato. A nord, davanti a Feragi, una zona vietata alla navigazione, zona militare. Dei corpi nessuna traccia. Testimoni parlano di un'esplosione in cielo, un bagliore e una nave che si allontana nel buio. Si chiama Lucina. 4 uomini vedono tutto. Dicono che l'elicottero esplode e che Lucina salpa di corsa sparendo. Sembrano suggestioni fino al 6 luglio del 1994. Porto di Genghen, Algeria. 7 uomini, tutti morti, sgozzati, alcuni legati, altri colpiti alle spalle. Il sangue impregna il ponte della Lucina. Il carico ufficiale? Grano. Ma mancano 600 tonnellate, sparite. Chi ha distrutto la radio? Chi ha strappato i documenti di bordo? Il giorno prima del massacro, il vicecomandante Antonio Scotto Lavina chiama la figlia: se esco mi sparano. Il giorno dopo è uno dei 7 corpi. Domenico Schiano di Cola, un testimone, dice: in quel porto non entrava neanche uno spillo, nessun segno di effrazione, nessuna lotta. Traduzione: i carnefici erano conosciuti. Non è un assalto esterno, è un'esecuzione interna e i sospetti si allargano. Solo 4 mesi prima Ilaria Alpi viene assassinata a Mogadiscio. Stava indagando su traffici di armi e rifiuti tossici legati a navi italiane. Pochi mesi prima ancora muore il maresciallo di Licausi del Sismi. Stessa pista, stesso silenzio. La Lucina è un buco nero, come il Volpe 132. Nel 2011 il Politecnico di Torino parla chiaro: l'elicottero non è caduto, è esploso in volo, a bassa quota. Deflagrazione interna, non un guasto, non un incidente. Qualcuno ha colpito un serbatoio esterno. Un collaboratore di giustizia nel 1997 parla di un missile a corto raggio lanciato da una nave cargo in rotta tra Corsica e Sardegna. Una consegna segreta, forse illegale. Un ex ufficiale del Sismi dice:
Forse hanno visto troppo. Forse li hanno abbattuti. Nel 2011 la procura riapre il caso. Omicidio volontario plurimo, ma i documenti non ci sono. Le intercettazioni sono sparite. La relazione militare sul Volpe 132 è coperta da segreto di Stato. La missione di routine era tutt'altro. Un elicottero è esploso. Una nave è sparita. 2 uomini non sono mai tornati. E la verità è sospesa nel vento tra Ferragi e Gen. Volpe 132 non è solo un codice, è un allarme ancora acceso, un segnale che nessuno ha avuto il coraggio di spegnere. Io sono Michela Mancini e questa era la storia di Volpe 132, missione senza ritorno.